Buonasera a tutti, bentrovati a una nuova puntata del Tè con i missionari. Questa è, a dire il vero, l'ultima puntata di questo tempo di Quaresima che abbiamo vissuto insieme, un tempo intenso in cui ci siamo interrogati sul tema della prossimità, chi è il mio prossimo. Abbiamo cercato di riflettere anche sulla figura di Gesù come primo testimone di carità, di vicinanza alla sofferenza e soprattutto abbiamo cercato di dare uno sguardo di mondialità, di apertura all'universalità, raggiungendo missionari e persone che sono nel mondo, che stanno per partire o che sono anche qui fra noi e fanno servizio proprio per il prossimo. Oggi con noi, in questo venerdì santo, c'è Padre Osorio, che molti di noi hanno sicuramente conosciuto qui a Vittorio Veneto. Ciao Padre Osorio, Afonso Citora, Ciao, ciao, ciao Maria Grazia, eccolo sì, qua, direttamente dal Mozambico, da Maputo, dove lui adesso, da poco più di un mese, è stato nominato ausiliario del vescovo, vescovo ausiliario della diocesi di Maputo, giusto? sì, 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 sì. Ok. Con Padre Osorio c'è una grande amicizia perché per un po' di anni, 6 anni sicuri, lui è stato qui a Vittorio Veneto, nella casa della Consolata, e quindi ha potuto condividere con noi l'animazione missionaria, insomma un'attività molto intensa. Poi è partito per Roma con un incarico abbastanza impegnativo e adesso è tornato al suo paese di origine che è il Mozambico. Allora, com'è vivere i nuovi panni da ausiliario, insomma, anche se sono pochi giorni, ma come li stai vivendo, Padre Osorio? Ma sto vivendo serenamente, anche se un po' preoccupato, perché la nuova realtà missionaria, dopo 26 anni di assenza in Mozambico, pensavo di ritornare e poter andare a condividere la mia fede, la mia esperienza missionaria nelle zone più lontane, per esempio come a Fingue dove siamo stati, ma il Santo Padre ha voluto che ritornasse come vescovo ausiliare qua a Maputo. E dunque sono i primi giorni, posso dire, perché la presentazione come vescovo ausiliario c'è stata a febbraio e dunque sono i primi giorni, le prime settimane di questa nuova esperienza. Sì. Bello, sì. Io tra l'altro sono venuta in Mozambico e ho partecipato alla tua ordinazione episcopale, è stata una festa straordinaria, no? Molto bella, c'era un sacco di gente, una emozione grandissima. Come l'hai vissuto quel momento, Padre Osorio? Raccontaci. Io ho vissuto con tanta sorpresa come fu anche il ricevere la notizia, l'intenzione del Santo Padre di nominarmi vescovo ausiliare. Lo stesso Dio che mi ha sorpreso con questa novità è lo stesso Dio che mi sorprende con questa realtà che noi abbiamo vissuto, anche te, anche se per te forse anche era la prima volta a partecipare a una consacrazione, un'ordinazione episcopale, per me è stata veramente sorprendente quanto alle persone che sono state, come anche hanno vissute. Ricordo che è stato nel centro sportivo e si contava più o meno circa 5.000 persone e dunque non me l'aspettavo che ci fossero quelle persone, non me l'aspettavo che avrebbero riempito il centro sportivo, ma questo Dio delle sorprese mi ha sorpreso vedendo tante persone, ma soprattutto tante persone che hanno voluto anche vivere quell'esperienza come un'esperienza loro, come un'esperienza di quella chiesa, la chiesa del Mozambico, di Nampula. Dunque questo è stato veramente una sorpresa e come tale una grandissima gioia. La sorpresa di vedere degli amici, di vedere il Cardinal Tagle che è venuto da Roma per ordinarmi vescovo con l'imposizione delle sue mani
e anche la sorpresa di vederti perché un mese prima che accadesse non sapevo, non ero sicuro che venivi, ma alcuni giorni dopo mi hai sorpreso dicendo che a nome del vescovo di Vittorio Veneto venivi a partecipare. Dunque vederti lì anche era per me una grandissima sorpresa. Questo Dio delle sorprese. Effettivamente è stato molto bello. Ricordiamo che la tua ordinazione è avvenuta a Nampula perché tu sei originario di Nampula, che come ci hai sempre detto è un po' la tua via Gluck, vero? Sì, 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 la mia via clou che già cantavamo quando eravamo a Fingue, no? E io dicevo anche torniamo, andiamo nella mia via clou, là dove sono cresciuto, no? Dove ho visto anche la mia fede crescere poco a poco e ho vissuto anche i primi passi della mia gioventù e tutto quanto. E allora ho voluto che fosse, ho chiesto al mio arcivescovo di Maputo se fosse possibile essere ordinato a Nampula. Ma anche questo non solo perché vi sono nato, ma soprattutto anche perché io pensavo che l'ordinazione, desideravo che l'ordinazione avvenisse intorno ai primi di dicembre e dunque verso il 3 di novembre dove celebriamo la festa di San Francesco Saverio, il patrono della missione che è anche il patrone del nostro dicastero, del dicastero per l'evangelizzazione, ma non solo, ma anche perché circa 500 anni fa Francesco Saverio è passato a Nampula, proprio nell'isola del Mozambico. Allora dicevo, anche volevo mettere questo mio ministero sotto la protezione del nostro carissimo Santo San Francesco Saverio. Inoltre anche, come sappiamo di questa situazione che si vive al nord del Mozambico, a Capo Delgado, che sta creando tanti profughi sfollati e molti di loro sono venuti a Nampula, c'è il campo di concentramento, c'è il campo dei profughi. E allora volevo anche che, se fosse possibile, che il cardinale venisse a Nampula, avesse la possibilità anche di trovare questa gente che aspetta anche non solo parole di consolazione, ma anche di speranze, anche una parola che viene dal Santo Padre. Dunque questo praticamente sono i motivi che mi hanno spinto, che hanno motivato anche la mia scelta di Nampula. Molto bello, tra l'altro c'è un articolo dell'agenzia Fides che abbiamo proprio costruito per raccontare di questa visita al campo profughi, che tra l'altro ho fatto anch'io insieme al cardinale, e dove abbiamo veramente riscontrato una situazione estremamente difficoltosa, no? Dove è emerso proprio che c'è un numero elevatissimo di persone che sono costrette a lasciare Capo Delgado proprio perché vengono attaccate da dei terroristi e quindi si trasferiscono in questi centri, ma parliamo di quasi 1 milione di persone che sono passate, no, Osorio? Quindi veramente tante. E anche in questi giorni, se non ricordo male, mi raccontavi che ci sono degli avvenimenti simili, cioè continuano questi eventi. Sì, 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 sì. Abbiamo anche inoltre il Santo Padre anche ha fatto allusione a questa situazione. Hanno attaccato una chiesa, hanno ucciso le persone e allora sono tantissime persone che è un esodo di persone che stanno uscendo da Shiuri per andare a Namapa praticamente oltre il fiume per arrivare praticamente a Nampula. E questo, a questa gente anche arrivando a Namapa, cosa come abbiamo sentito, quelli pensano che anche questi armati sono mescolati con queste persone, le persone anche di Namapa stanno scappando. Dunque è un esodo terribile, orribile, anche sta creando una situazione molto, molto triste in quelle zone. Sì, anche perché
ci sono morti, sì, non è un esodo, come dire, sereno, come può essere quello legato ai cambiamenti climatici, ma è proprio un esodo legato anche a atti di violenza, quindi molto pesante. Parlaci invece un po' di Maputo. Cos'è che, diciamo, come si prospetta il tuo servizio nella grande città di Maputo, questa tua nuova avventura che chiaramente terrà a cuore anche queste situazioni, ma sicuramente si prospetta anche in modo diverso, no, rispetto a questo. Maputo è la capitale del Mozambico e dunque essendo una capitale, una per metropolia di queste città, queste nazioni africane, dove praticamente possiamo dire, tutte le culture, tutti i popoli del Mozambico che sono presenti. E dunque possiamo dire è una fotografia del Mozambico. E allora se fosse è andato a tutte le province, a tutte le culture del Mozambico. Dunque io sono arrivato a trovare il popolo mozambicano che viene rappresentato in questa capitale, con tutte le sue ricchezze, ma anche con le loro difficoltà. Questa è la prima cosa che ci tengo, e anche ci tengo a sottolineare questo incontro con tante persone, con il popolo mozambicano che viene presente e tutte le realtà, possiamo dire, non solo culturale, ma anche sociale, socialmente, ma anche politicamente. Sono qui presenti quasi tutti i partiti politici che ci sono in Mozambico, ma anche l'aspetto diplomatico. Abbiamo qui tutte le ambasciate e questi sono anche luoghi dell'evangelizzazione. Non possiamo anche dimenticare anche le università. Abbiamo tantissimi giovani che sono nella capitale del Mozambico. E allora questo anche è un altro campo che merita e meriterebbe anche la nostra attenzione, la nostra evangelizzazione. E la capitale anche sta crescendo nelle zone periferiche, allora dove troviamo anche i ricchi, più ricchi, ma anche dove troviamo i più poveri, dove praticamente i giovani vanno piuttosto nelle zone periferiche, dove nelle zone che si dicono dell'espansione, e nella città intanto troviamo le famiglie, i nonni e tutto quanto. E allora è questa realtà che sto trovando piano piano, che stiamo cercando anche di tener conto nel nostro processo di evangelizzazione. Allora è in questa città dove c'è l'arcivescovo, Don Juan Carlos, e abbiamo un vescovo ausiliare che abbiamo Monsignor Tonito, che è stato nominato nel marzo del 2023 ed io anche il secondo vescovo ausiliare. Molti sono un po' preoccupati perché abbiamo due sedi vacanti. Abbiamo la diocesi di Scimoio senza vescovo, abbiamo la diocesi di Climane senza vescovo e a legge si chiede, nonostante ciò, il Santo Padre nomina due vescovi ausiliari nella capitale, ma è soprattutto per il bisogno, come ho detto, vogliamo rispondere alle sfide di questa capitale, questa non solo la città, ma anche tutta la provincia. È interessante questo perché ehm, molte volte anche la figura, no, del vescovo ha un impegno sociale, politico molto importante. Tu parlavi, no, anche di un ruolo diplomatico, proprio in relazione anche a quello che sta vivendo, no? Sta avvenendo lì in Mozambico, no? Questi conflitti, questa situazione di disagio profondo che la gente sta provando. E quindi poter anche lavorare insieme è una prospettiva che permette ai vescovi anche di lavorare in modo diverso, in modo più forte, con più energia, diciamo, probabilmente per affrontare anche queste questioni. È così oppure lavorerete comunque ognuno per conto proprio? Bon, la figura dell'ausiliare, dunque il nome in sé stesso dice quello che è. Noi siamo ausiliare, l'ordinario è l'arcivescovo
e noi due siamo lì per ausiliare, per aiutare, siamo gli stretti collaboratori, dunque noi lavoreremo insieme. Siamo divisi in aree per la parte dell'evangelizzazione, che è responsabile Monsignor Tonito, e io nella parte amministrativa, e dunque nonché sono anche il vicario generale. Dunque sono stato nominato vicario generale, mentre Don Tonito, Monsignor Tonito, è provicario generale. Per mostrare anche questa sinodalità, questo camminare insieme, questo vivere insieme, per poter collaborare e aiutare il vescovo nel governo pastorale, abbiamo scelto di vivere tutti insieme nella stessa casa, nello stesso episcopio, dove preghiamo insieme, riflettiamo insieme e di qua partiamo per le nostre diverse attività. Ma voglio sottolineare questo aspetto di vivere insieme, dove praticamente ad ogni pasto condividiamo ciò che abbiamo vissuto e ci consultiamo, oltre anche agli incontri ufficiali che abbiamo una volta alla settimana, ma ogni giorno praticamente è una condivisione di esperienze dove rendiamo conto all'arcivescovo, e se abbiamo le difficoltà l'arcivescovo anche ci aiuta, perché l'arcivescovo Monsignor João Carlos è proprio di questo clero diocesano, ha 56 anni, e noi due siamo 52 anni noi, ma veniamo dal nord. Dunque abbiamo Juan Carlos, che è stato vescovo ausiliare di questa diocesi e poi è andato amministratore apostolico a Beira e poi nominato vescovo a Chimoio, e l'anno scorso è stato nominato arcivescovo di Maputo. Dunque contiamo con l'esperienza proprio di questo arcivescovo, che ci lascia anche la possibilità di lavorare, e dunque abbiamo un piano pastorale per le cresime, altre messe, ognuno va secondo il programma, mentre per le visite pastorali andiamo tutti insieme nella stessa parrocchia per vivere insieme, per conoscere il metodo, e chissà fra 2 o 3 anni allora ognuno di noi potrà fare una visita pastorale, ma per ora facciamo tutti insieme per mostrare e vivere questa sinodalità, ma anche per potersi scambiare. In questi primi anni vogliamo conoscere bene e a fondo la realtà pastorale della nostra Chiesa. Che bello, credo che questa compattezza sia un bel messaggio anche per la popolazione, no? Che vi incontra e vi vede. Io ho visto, no, anche durante la tua ordinazione, c'è una grandissima devozione nei confronti, no, delle figure come il vescovo, i sacerdoti. La gente ha molta speranza, crede molto in queste figure, ha grande stima, le sostiene in tutti i modi. E anche per Nampula, per esempio, l'idea di avere un vescovo nato lì, è una fonte di grandissimo orgoglio, e questo secondo me è molto importante. Ti chiedo, come mozambicano, quindi persona che vive lì e quando senti queste cose che stanno accadendo, che cosa pensi? Come si potrebbe agire, o quali sono le strade che possiamo percorrere per aiutare la gente a uscire da questa situazione, anche se è complessa ovviamente. No, prima anzitutto come Chiesa siamo una voce unanime con tutta la conferenza episcopale. Il vescovo di Pemba, anche alcuni giorni fa, ha fatto un messaggio molto profondo, dove non si può dire che cose stanno accadendo a Cabo Delgado, come se Cabo Delgado non fosse in Mozambico. Dunque la guerra non sta accadendo solo a Cabo Delgado, ma sta accadendo nella Repubblica del Mozambico e in Mozambico. E come tale noi siamo preoccupati, anche se stiamo lontano, siamo alla capitale, parlo di 2500 chilometri, siamo anche preoccupati. Siamo uniti assieme al vescovo, a tutta la Chiesa e la società. E anche il vescovo diceva, anche se muoiono questi
tra virgolette, parlano dei terroristi, anche se stanno morendo, quello deve anche essere la nostra preoccupazione, perché sono le persone umane, dunque sono vittime che sono persone umane, dunque siamo preoccupati. E allora la via è quella del dialogo e della riconciliazione per arrivare alla pace. Allora a questo punto noi che siamo anche alla capitale, siamo proprio in un posto, penso, un posto che non privilegiato, però un posto dove possiamo anche fare sentire la voce di questa gente. Per esempio nella mia presentazione come vescovo ausiliare, nella Santa Messa c'era l'antico presidente, c'era il primo ministro, c'erano i ministri, c'erano i sindaci di Nampula, di Maputo, e ho avuto modo di parlare con loro, condividere con loro. Nella predica anche ho parlato della pace cosmica, universale, giustamente per sottolineare che noi abbiamo bisogno anche di questa pace e il cammino a fare è quello del dialogo e della riconciliazione. Dunque, da qua soffriamo con il nostro popolo, crediamo e io nelle misure di possibile cerco di inviare anche messaggi perché questa situazione che stiamo vivendo è poco conosciuto. Qualcuno mi ha scritto alcuni giorni fa, ha detto Zorio, noi queste cose sentiamo da te, è vero, perché il mondo adesso con la situazione dell'Ucraina, con la situazione di Israele e dunque queste piccole nazioni che stanno anche vivendo un momento difficile vengono dimenticate. E allora anche come vescovo che ha vissuto in Italia, in Europa, ho vissuto anche in Congo, cerco di inviare questi messaggi a tutti i miei amici per fare compartecipare a questa sofferenza, per chiedere anche le preghiere, dire non dimenticateci, anche noi abbiamo bisogno delle vostre preghiere e del vostro aiuto. E dunque, qui penso che è una grazia per me essere in questa capitale e poter trovare queste persone, poter anche nel futuro avrei possibilità di trovare i diplomatici, gli ambasciatori, eh, e allora avrò l'occasione anche di parlare. Loro sentono, però cercare queste vie, cercare di identificare concretamente chi sono queste persone, chi stanno dietro a queste guerre. E tanto più ci preoccupa perché quando si sono trovate queste ricchezze, è giustamente in questo momento che iniziano le guerre. Dunque, dietro a queste guerre, a queste atrocità, ci sono le ricchezze che si trovano in queste parti del Mozambico. E allora questa ricchezza che potrebbe essere motivo di molta gioia, fortuna per tante persone mozambicane, sono motivi e causa di sofferenze, delle guerre martorienti di tantissime persone, bambine, le donne, così. E allora quali sono le vie da seguire affinché queste ricchezze siano per la ricchezza un dono per il popolo mozambicano, non una causa delle guerre. Questa è veramente una sfida per noi che ci troviamo qua, perché troviamo queste persone, grandi persone. E allora penso che abbiamo la missione di dire, come Dio ha detto, ho ascoltato la sofferenza del mio popolo. E allora anche noi abbiamo anche ogni settimana praticamente abbiamo questi incontri con questi politici, con questi ministri, con il governo e vogliamo dire sempre che abbiamo ascoltato, abbiamo visto la sofferenza del nostro popolo e chiediamo che ci cerchi delle vie per poter veramente trovare questa pace di cui Mozambico ha bisogno. Assolutamente, grazie Osorio perché tu sai no, che la nostra diocesi di Vittorio Veneto è particolarmente legata al Mozambico proprio per eventi accaduti 2 anni fa, la morte di Suor Maria De Copi, proprio per questi motivi, no? Lei è una martire, quindi lei come dire ci ricorda
che c'è questa situazione. È come dire, per noi è una sorta di lumino che ci dice non dimenticate il mio popolo, e lo chiamava così tra l'altro. E se non ricordo male, quando tu sei venuto in Italia, eri già in Italia, no? Poco prima di sapere della tua nomina, tu eri proprio con noi a celebrare la veglia, il ricordo di Suor Maria de' Coppi, più o meno era il mese di settembre dell'anno scorso, eri con noi e ci hai proprio raccontato nel dettaglio, in modo molto approfondito, questi aspetti, no? Che è proprio la ricchezza del Mozambico che la rende vittima di questa guerra, e quindi è molto è triste questa situazione, no? Perché i beni che ci sono in Mozambico sono tantissimi, eppure c'è tantissima gente che è costretta a scappare, a muoversi e a non poter reagire a questa situazione perché è in pericolo fondamentalmente, no? Quindi in una condizione anche di fatica, di grande sofferenza. Sì, sì, io mi ricordo molto bene, questo anche tengo come un segno dei tempi, no? Il segno dei tempi, perché era stato proprio il 7 settembre, no, 6 settembre, quando sono venuto a Vittorio Veneto per la veglia, il 7 sono tornato e l'8 il cardinale Tagle mi ha chiamato per comunicarmi l'intenzione del Santo Padre, questo dunque di nominarmi vescovo ausiliare. E allora vivevo da solo nel mio cuore, come dice anche Luca, che Maria custodiva tutte queste parole nel suo cuore, anche io custodivo tutte quelle parole nel mio cuore mentre pregavo, però facevo questo legame. Avevo partecipato alla veglia dove ho fatto anche la testimonianza di questa suora, questa martire che ho conosciuto tra l'altro, no? E poi il giorno proprio che tornavo in Mozambico per le vacanze avevo l'aereo alle 4 giorni e mezza mi danno questa notizia. Dunque, da una parte l'incontro di preghiera a Vittorio Veneto per questa nostra carissima martire del nostro popolo, e dall'altra parte mentre mi avviavo, e allora questo non tengo per scontato, e dunque non penso che lei mi dice Osorio cerca anche di essere la voce di quelli che non hanno voce, no? Bellissime queste parole che hai detto, e sono anch'io convinta che Suor Maria fosse presente e in te riconosca una forza, una presenza importante per il popolo mozambicano. Allora, siamo in chiusura di questa puntata molto bella, molto intensa. Tra l'altro io sono legata al Mozambico, prima perché ci sei tu, ma per Suor Maria, ma perché è una terra veramente molto bella che ho visitato anche un'altra volta, quindi ricca di bellezze, di senso di accoglienza, di appartenenza, molto molto bella. Allora, ti chiedo un veloce messaggio per questa Pasqua, perché oggi è Venerdì Santo, un messaggio di chiusura, un piccolo saluto missionario, se puoi darcelo, e poi facciamo un accenno alla possibilità di questo viaggio estivo per i giovani, perché probabilmente verremo a trovarti quest'estate. Sì, sì, e allora il mio messaggio sarebbe quello del Papa Francesco, no? Che siamo al venerdì e camminiamo verso la domenica della resurrezione. E allora il mio primo messaggio per tutti noi è che noi cristiani non possiamo essere quelli che vivono il venerdì santo senza tramonto. E allora questo è il mio primo invito, che anche dico anche alla mia gente, al mio popolo, nonostante queste sofferenze, non facciamo della nostra vita un venerdì santo senza tramonto. Dunque vogliamo andare oltre al venerdì santo e arrivare alla domenica della risurrezione, della gioia. E il secondo invito è a vivere la gioia del Vangelo, dunque la gioia di essere un missionario, no? Una chiesa in uscita
per portare la gioia della buona notizia, che è la gioia del Signore. Non è che è morto, ma il Signore è vivo in mezzo a noi, e che il Signore ci dà la vita e noi dobbiamo portare questa vita a tutte le gente. Dunque auguri di essere quelli che vanno oltre al venerdì santo, e dunque di non essere in venerdì santo senza tramonto, ma arrivare alla gioia della domenica della resurrezione e a portare il Vangelo a tutta la gente. Grazie Padre Rosario, un augurio bellissimo per questa Pasqua che sta arrivando, quindi bello, molto bello, ti ringrazio e come dicevo prima noi probabilmente quest'estate ci rivedremo perché abbiamo in programma un viaggio con un gruppo di giovani per venire a Maputo, ovviamente in una situazione verremo a visitare la diocesi di Maputo in modo particolare, poi vedremo se è opportuno o meno spostarsi in altri luoghi, giusto Osorio? Mhm. Sì, sì, sì. Stiamo pensando proprio, ho parlato con il vescovo ausiliare, anche lui è rimasto davvero molto contento di questo. Stiamo già immaginando, vedendo dove sarebbe possibile che voi possiate anche fare questa esperienza, soprattutto qui a Maputo, perché a Nampula, più a nord, della situazione non è Esatto. così, allora meglio rimanere qui e dopo vediamo. In un futuro allora possiamo pensare ad andare oltre, ma per ora, perché anche voglio godere la vostra presenza dal primo all'ultimo giorno. Grazie e sappiamo, e noi anche vogliamo godere la tua presenza dal primo all'ultimo giorno. Quindi noi ti salutiamo, auguriamo veramente una buona Pasqua a tutti. Questo è l'ultimo appuntamento del Tè con i missionari. Ci vedremo ad ottobre probabilmente. E, grazie a te Osorio, Sua Eccellenza Padre Osorio. Adesso dobbiamo cambiare stimolo, ma in realtà l'amicizia è più forte, ecco, dell'impegno che c'è, quindi che bello. Sì, sì. Voglio approfittare per ringraziare Federico Campo Dall'Orto che è qua con noi, qui in regia, che sorseggia il tè dietro le telecamere e quindi grazie di cuore a Federico perché se questa trasmissione funziona è grazie a lui, insomma, ecco, è perché noi siamo protagonisti, ma il lavoro grosso è quello di Federico, quindi grazie di cuore. E ovviamente ringrazio anche mio marito Joseph perché ci permette di farlo a casa e non è scontato e quindi grazie di cuore. Un abbraccione Padre Osorio, un saluto a tutti e alla prossima puntata del Tè con i missionari. Grazie, Grazie grazie a Padre tutti Osorio, voi, buon tutto, buon servizio Dante, missionario, anche a eccoci qua. Giuseppe. La prossima verrà Grazie. anche Giuseppe anche qua. Grazie, buona Pasqua a tutti, buona Sì, Pasqua. sì. Sì, sì, sì. Ok. Ciao Osorio, ciao. Ciao, 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 ciao.